Buongiorno Italia! Allora, nella puntata precedente Singano e Alessia HP si sono trovati con Michele e Giovanni. Dopo 2 o 3 zingarate da zingari siamo ripartiti e adesso siamo in direzione Calavino in provincia di Trento, ossia in Trentino Alto Adige, per andare a visitare il bellissimo Castel Toblino e i laghi che lo circondano. Tienti duro, dai che partiamo! Via, 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 via! Non va su la terza! Stoppa il motore, sta massa piano! E non deve più su, non stai niente a quarta. Bisogna che siamo a pompa fiantissa, Yuri. Ma mi so piano di acqua, siamo in dossa. Appunto per quello, tu come sempre ti a pompa. Visto che ti va oia, siamo un ciccetto. Ma no, lascialo così che è perfetto. Però siamo in due, che in due forse arriviamo a 80 kg. Che mi devi per il motore, non riuscivo a mettere mettevo la quarta, cominciava a ciappare la turbina. Ma ti devi piano, magari metti la terza. Capire, in terza non riuscite a venire a Ma quarta. mi riuscivo a tenere la quarta. CP Lemming, mi ospiti? Cazzo, sembra anche di essere Lemming, che dici qua? Si fermano ogni 2 minuti a discutere. Che palle sti maschi. Ci hanno rotte le balle, vogliamo arrivare al posto. Finché riusciamo ad andare a vedere e poi massimo tornare indietro. Ma 260 come cazzo è possibile? E come vai indietro con le retro? No, ci sarà il posto poi per girarsi. Te lo mettono prima apposta e questo è il posto per girarsi. Secondo me andiamo 260, non so dove, ma vediamo. 1,1 chilometro. Andiamo avanti e vediamo fino a Riunione zingaro in mezzo alla strada. fino a poi dove i 260? Com'è possibile? Beh, fra 900 metri però è quel posto. Vediamo dove riusciamo. Lui ha detto fra 1,1 chilometro, quello è a 900 metri. Non so, ditemi voi. Secondo me che avrei fame anche questo duro da patatine. Dai, vai ora. Magari che il signore ti ascoltasse. Proviamo ad andare lì avanti. Vediamo fino a dove. Ma che vada a finire. Vabbè, proviamo, dai, rischiamo, dai, via. Allora ragazzo, se vuoi venire qui anche tu, non preoccuparti, guarda le mappe, ti tieni i laghi a destra, vedi come nel video, no? Troverai un cartello altezza massima 2,60, sì, però è dopo, cioè tu dovrai arrivare al parcheggio dove c'è la centrale idroelettrica, no? Al parcheggio Vista Lago, e ben dopo, per andare comunque su nel borghetto, troverai l'altezza massima 2,60, quindi tu vai avanti dritto, come nel video ti tieni, guarda, il lago alla destra e lì troverai il parcheggio. Eccolo qua il parcheggio, relativamente ampio, mi raccomando, se arrivi nel weekend ovviamente devi arrivare di sera tardi, altrimenti troverai tutto ultra full. Noi siamo arrivati tipo i venerdì e non c'era praticamente nessuno. Sì, Vista Lago, perfetto. No, il lago è un altro, questo è il posto dove noi ci fermiamo. Quindi è giusto. Sì, nell'altro andiamo in bici. Tra l'altro c'è una bicicletta però senza sella. Esatto. C'è anche l'acqua, io mi parcheggio qua di muso, qua. Intanto piantiamo le case. Allora, giustamente, accorgimento che poi me lo dicono sempre, adesso abbiamo lasciato raffreddare un attimo il motore, anche se la lancetta era sempre lì, perché abbiamo abbiamo usato tanto la turbina, quindi ho acceso le ventole che ho qua. Tac, adesso le spengo tutto. Porta a porta, ascolta. Ah, caro, guarda il tossico che fuma, dai, guarda che giardin che go, dai, vieni giardin, dai, mola anche altri. Ecco il campo Rom, ma guarda che bellissimo giardino, cioè guarda dove siamo, e questo è il punto di partenza, quella sia la bici per Michele, esatto, gli manca comunque il tubo, quindi non è felice, no? E guarda che roba, vieni in giardino, guarda con che disgraziai che andare in giro ogni volta. Buongiorno Italia. Anche se mi hanno tolto l'acqua. Wow, epico, la pizzonaia in giardino.
Oh, qua faccio il mio buongiorno Italia, cazzo culo, guarda qua, bellissimo, qui monti, guarda là netta, è là a destra, l'ho vista, bellissimo, stupendissimo, levissimo. Ecco, adesso mi hanno deturpato tutto ieri ai lori. E questo sarà il ristorante di domani. Ho detto, mi pare di aver visto una panchina picnic, ce ne hai 4, fantastico, vista al lago. Cosa è? Dimmi. Cosa pornoteca? Dove pornoteca? Ah, la cultura. dai, che bella idea! La biblioteca, vedi? Che bello, vedi? Cioè, questo La è notte di Halloween, questa notte è ci sinonimo vediamo. di fiducia, no? Perché poi loro si aspettano che la gente giustamente li rimette indietro, no? È bello, bello. Piace sta roba. Dell'85 questo, ha un'agenda. Beh, oddio. Guarda Michele stagliato nelle montagne, cioè, guarda che roba, guarda, che roba gonfiata da National Geographic. No, lo sta a rovinare tutto, che era una roba quasi poetica. Dopo no, perché l'inquadratura è cambiata, c'era del cartello dell'autobus e tutto qua. Guarda che è la prima ultima volta che vengo via con te che ti sei davanti. Perché? Perché eri in quarta, Pare di sentire i singani, stessa roba. terza che non che faceva andare Noi avanti. una merda ti devo mettere a quinta, te a quarta che appena andea. E mia a quarta non andea perché so piano le robe, no? Mamma mia, si lamenta. Bello? Guarda. In bicicletta magari. Avete finito? Ma no, come guarda che femmine, bello. due femmine, un banchetto e femmine. Bellissimo, stupendo, stupendo, bellissimo. Comunque, diciamo, questo è il parcheggio che adesso puntinerò. E noi poi andremo nell'altro lago. Vedi in fondo, forse non si vede, no, non lo vedo neanche. Ah, sì, si vede che attraversano le macchine. C'è un ponte. Dopo quel ponte inizia un altro lago con il castello in riva al lago ed è lì che noi andremo in bici. Della nostra vita. Sempre per il discorso, no, delle canzoni senza copyright. Bello, bello, bello. Viene messi proprio in mezzo con l'Apollo in mezzo alle palle. Oh, ci ha messo l'Apollo davanti al mio vicino, porco cane, anche loro. È che vedi, io ho parcheggiato qua proprio perché a risveglio avevo la vista bella di quel gazebino là del lago e tutto quanto, no? È tutto studiato. Campo Rom inizializzato. Aperitivo livello pro, popcorn, ma quelli veri, no? Quelli in sacchetto. Uovo di Pasqua, perché giustamente, cioè, l'aperitivo ti ho fatto l'uovo di Pasqua, no? E dopo vin rosso, vin bianco, prosecco. Loro lo vedranno a Ferragosto sto video. No, dai, vabbè, insomma, dai. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. Che morosa disfattista, se io ho fatto la roba romantica e ha tirato fuori il rosario, maledetta, cazzo, ma che romantico che era, guarda, ste robe un po' frufru, sto qua sempre al telefono, Ottimo. vedi? Grazie, E qua adesso il panorama è sempre più bello, sempre più bello. Va bene. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall... Guarda il cane depresso, perché davanti la mozzarella dell'Alessia lei vorrebbe, invece no. Cos'è quella faccia da cane depresso? Guarda che faccia, appena cenato, cioè quello è bello, no? Perché poi sembriamo bastardi, no? Che le facciamo fame, le teniamo... Appena mangiato la porcona qua. Ah, Italia, e oggi non cucino io. Dimmi, Emi, raccontami. Lo so, sì, lo so. No, ho visto io che te prendi la parabolica. Sei là che controlli cosa fa l'Alessia? Che fa il cibo? Ah, ma sai che le zucchine? Va, me l'ha sputata per terra, cancara! Avevi appena scopato. La dura vita del CP, povero CP. Povero, messo qui a soffrire con questa tortura cinese, del snasa e non mangia. Questo cane mira la mia cena, vorrebbe la mia cena. Oh, ci hanno scritto vari tour, diciamo da Trento e dintorni per darci dei consigli, ma noi ragazzi stiamo qua, cioè non nel camper del Giovanni, ma qua in questo posto qua che è veramente tranquillissimo, bellissimo, e domani ci pinciamo il giro in bici che dovrebbe essere fantastico. Devo ricordarmi di attaccare la GoPro domani. CP, vieni?
or the flash of your reflection. Ciao, bellissima! Oh, ma sei bellissima però, Un po' stronza però bellissima. Ci troviamo alle 9, ha detto, Occhio. Che manca che altri. Occhio con l'orge. Se le devo strussare per andare a la filare. piscina sul tetto. Cosa fa la urti? Aspetta con le braghe che tirano. Uzzo, guarda i balconi di casa. A buongiorno? Buongiorno un cazzo, dico. Come da prassi ci sta la passeggiata in notturna, solo che abbiamo dimenticato la torcia, porco cane. Ah, dai, Uzzo, un albero.